per aprire questa serata dedicata a una nuova avventura editoriale. Ve la spiegherà Luca Colferai, che è qui accanto a me, il direttore degli Antichi Editori, che pubblicano degli ebook veneziani ma non solo. C'è il maestro Claudio Ambrosini, che ringrazio, il più grande compositore veneziano e non solo di Venezia, che ci fa l'onore di portare la sua amicizia, la sua simpatia, la sua alta cultura, questa cosa anche che vogliamo tenere un po' divertente. C'è il direttore dei quotidiani Veni del gruppo Espresso, Antonello Franci, che lavora qui al tavolo con noi, grazie, e Michele Gottardi dell'Ateneo, che aspettiamo che sarà in arrivo. Lascerei a Luca Colferai il compito di introdurre che cos'è, Luca, questa avventura editoriale che tu, con il supporto di molte persone e di molte altre, hai messo in piedi e porterai avanti. Sì, signore e signori, donne meravigliose e uomini stupendi, grazie per essere venuti. Allora, compagnia de calza gli antichi, ma soprattutto gli antichi editori, perché gli antichi sono moderni. E sulla base di questo ragionamento apparentemente contraddittorio, oppure anche un pochettino, come si dice, ecco, non proprio corretto, noi vogliamo portare avanti un nuovo modo di continuare la tradizione e la cultura veneziana. Perché i libri elettronici? Tutti li chiamano ebook, ma a noi piace di più chiamarli libri elettronici, perché questo sono dei libri che non sono fatti di carta, ma sono fatti di parole elettroniche che si inseguono sugli schermi di questi nuovi, non più tanto nuovi, prodotti elettronici per navigare in internet e fare tantissime cose. Il punto che ci siamo posti è probabilmente la stessa domanda che si posero Aldo Manuzio e Pietro Bembo più di 500 anni fa, quando in quello che adesso è Campo Manigna, quella volta era Campo San Paderniano, nella tipografia di Manuzio pensarono: ma questi libri così grandi che noi stampiamo, non potremmo farli un po' più piccolini, che stiano in una mano invece che stare dentro le biblioteche? E inventarono in quel momento un nuovo formato di libri che a quel tempo lo chiamavano in greco Enchiridion, poi è diventato un manuale e adesso è un semplice tascabile, ma che cambiò una volta per tutte il modo di diffondere i libri in Europa. Noi di sicuro non siamo né Aldo Manuzio né Pietro Bembo, non abbiamo un Petrarca da far conoscere a tutto il mondo e fondare così le basi della lingua italiana, ma ci appoggiamo a questa tecnologia che ormai si è dimostrata abbastanza vecchiotta, perché sono già una decina d'anni che c'è, perché vogliamo usare questi nuovi sistemi di comunicazione, per questo nuovo mezzo di fare editoria, per portare la cultura veneziana in giro per il mondo. Noi immaginiamo, perché l'abbiamo fatto anche sulla nostra pelle, l'esperienza di stampare dei libri di carta, che è una bellissima cosa fare dei libri di carta, ma si producono delle cose che pesano tantissimo, costano moltissimo e soprattutto si vendono pochissimo, si distribuiscono in zone limitate, quando la nostra ambizione è quella di farci conoscere il più possibile. E noi abbiamo pensato a tutti quelli che amano la nostra città, che non sono necessariamente degli aborigeni veneziani, non sono necessariamente dei feticisti del turismo, ma vogliono conoscere la nostra storia, il nostro presente, sono, come dire, interessati a sapere che siamo ancora vivi e produciamo ancora delle cose. Per cui, per farla breve, senza dovermi dilungare troppo in queste ideologie folli che mi pervadono la mente,